Nasce una nuova realtà agrigentina, l'Open Space Theater. Di cosa si tratta? Si tratta di uno spazio aperto dove insomma, le arti verranno utilizzate al meglio. All'interno abbiamo un teatro off, un teatro io lo definisco modulare, poi scoprirete per quale motivo, la lascio come sorpresa. All'interno c'è anche una galleria d'arte che chiaramente darà la possibilità a pittori, scultori, a fotografi di poter insomma, esporsi ed esprimersi. C'è chiaramente all'interno tutto uno spazio laboratoriale, quindi dei laboratori di teatro, il nostro teatro incosciente che oramai è da 10 anni che insomma, andiamo avanti. Ci sono dei laboratori di danza, dal tango argentino all'afro-caraibico, l'espressione primitif. Abbiamo anche la sezione più di cambiamento, più di terapia, la danza movimento terapia, musicoterapia, arte terapia. E cosa abbiamo? Ah, lo yoga, ginnastica dolce, rilassamento, respirazione, tutto quello che dà benessere insomma, alle persone. In più questo è uno spazio di formazione per chi volesse intraprendere il mestiere da attore, oppure diciamo, uno spazio dove poter utilizzare ogni arte come mezzo per esprimersi. Cosa dire? I bambini. I bambini, Open Kids, è uno spazio dove, diciamo, simbolico, dove si svilupperanno diversi laboratori, tra cui abbiamo i folletti danzanti, la danza creativa dai 3 ai 5 anni, poi abbiamo il teatro incosciente per i più piccoli e chiaramente tutte le attività in ogni caso sono rivolte a varie persone, dai ragazzi ai bambini, adolescenti, quindi adulti. Più che adulti e anche chi ha delle diciamo, differenze nelle abilità. Ecco. Infatti volevo parlare proprio di questo, avremo proprio delle attività rivolte ai diversamente abili. Beh, noi l'abbiamo sempre fatto, nel senso che tutti siamo diversamente o differentemente abili, lo siamo tutti, non ci siamo mai posti lo scrupolo, anche se all'interno del gruppo c'era qualcuno che poi ha continuato a fare, diciamo, la formazione come attore, come cantante, insomma come performer, e quindi noi abbiamo sempre fatto un'integrazione. Quest'anno però ci siamo date la possibilità di avere uno spazio simbolico e fisico dove si possa come dire, tutelare maggiormente e lavorare nel migliore dei modi diciamo attraverso il teatro con le persone, con i ragazzi, i bambini con disagio, con delle difficoltà, ecco, per ancora di più cercare di tutelarli e per permettere un cambiamento ma anche una riabilitazione. Da dove nasce l'esigenza di coniugare le diverse forme d'arte? Nasce da quello che abbiamo sempre fatto. Io e Ilaria collaboriamo da 10 anni ormai e ci siamo sempre occupate di danza, di teatro, di pittura, di scultura. Le contaminazioni sono sempre state il nostro punto forte, il punto forte dei nostri spettacoli. Quindi il fatto che io viva e lavori a Roma, Ilaria resta ad Agrigento, diventa un continuo scambio di ricchezze da qui a su, da su a giù, e questo fa sì anche che abbiamo avuto la grande collaborazione di grandi nostri amici artisti del panorama del musical e del teatro, i nostri 3 testimonials di Open Space, Noemi Smorra, la protagonista dei Promessi Sposi di Guardì, il nostro agrigentino giovanissimo Daniele Magro e Pamela Prati sono i nostri testimonials. E poi avremo vari amici, così come l'anno scorso abbiamo ospitato nel nostro teatro incosciente Vittorio Matteucci e altri professionisti come Pari De Benassai, la stessa Noemi, Marta Jacopini. Anche quest'anno avremo la possibilità di questi stage che sono ora formazione, ora perfezionamento. Questo è uno spazio sia per chi vuole intraprendere questa carriera, sia per chi vuole semplicemente provarsi. Noi abbiamo detto una cosa in conferenza stampa perché la pensiamo. A noi piacerebbe, il sogno è che l'agrigentino riesca a sentire Open Space Theater come casa propria. Hai il coraggio, grande Ilaria, vi aspettiamo, grazie. Quali saranno le altre attività e punti salienti dell'Open Space?
Altre attività, quest'anno partiremo con dei workshop e dei corsi proprio specifici molto più prolungati di fotografia. Importante un nostro conterraneo ma che ha lavorato con grandi riviste di moda, che è Gianluca Bonanno, affiancato da Francesco Montefusco, quindi diciamo questa è una delle novità che inseriremo qua all'Open Space Theater. Per quanto riguarda le diverse discipline, può anticiparci qualcosa? Nelle discipline abbiamo detto che tutte le forme d'arte sono aperte in questo spazio aperto in cui abbiamo questa splendida galleria d'arte che si occuperà tantissimo dei giovani artisti, degli emergenti e dei ricercatori dell'arte, e poi avremo degli eventi culturali, dalle rassegne di teatro e corti teatrali alle rassegne di cinema d'essè e molte altre cosine che vorremmo un po' tenere in sospeso, perché un po' di surprise non fa male. La gente che fosse interessata a questa vostra bella iniziativa, in che modo può contattarvi? Può chiamarci al numero 328 54 98 041 e poi ancora. Oppure può scrivere a info@openspacetheater.it o semplicemente prima di @openspacetheater.it o Ilaria Bordenca o Ilenia Costanza, e daremo tutte le informazioni che servono. Musicista e compositore Graziano Mossuto, anche lei qui all'inaugurazione dell'Open Space Theater. Ecco, qual è l'importanza di questi eventi così legati alla cultura e all'arte in senso lato? Beh, intanto è una realtà. Open Space vuole essere il punto d'incontro di tante sfumature legate all'arte. Io mi auguro che possa essere il punto di partenza per l'incontro. Infatti c'era il grande Tocchigno che diceva: l'arte, la musica, l'incontro. Dove c'è arte, dove c'è musica, c'è incontro. E, come dire, mi auguro che questo possa essere il luogo in cui possono nascere grandi cose, non solo dal punto di vista teatrale ma artistico in genere. Fra l'altro Ilaria, Ilenia e tutto lo staff è da anni che cercano di realizzare questa realtà. Finalmente ci siamo riusciti e non vediamo l'ora di iniziare e di condividere questa realtà con tutta la città di Agrigento e con tutta la provincia. Noi vi aspettiamo tutti. Cos'è l'Open Space per Roxy? Allora, è un open space new, come c'è nel promo. L'open space è un'apertura, si spera che sia un'apertura mentale, un'apertura fisica, un'apertura che vuol dire accogliere gente e ricevere qualcosa dalla città di Agrigento, dalla Sicilia stessa. Io sono molto contenta e onorata di essere qui stasera a far parte dell'inaugurazione. Sono molto contenta perché stimo tantissimo Ilenia e Ilaria, che sono due mie colleghe, non solo due amiche, e quindi stasera sono qui e sono appunto troppo felice di fare l'inauguration. Noi ci siamo! E tu? Salute! Vai!